Allacciate il grembiule, si parte! Nuova puntata di Radio Chef in questo settembre che veramente ci sta regalando tantissime novità e tantissime avventure anche in Friuli Venezia Giulia dal punto di vista del gusto. Infatti apre proprio oggi, 7 settembre, questa nuova 29esima edizione di Friuli Doc, dove vi aspettiamo anche noi di Radio.0 con belle e gustose sorprese. Vi anticipo già infatti la nostra nuova uscita, la brochure Friuli Doc con le ricette dei nostri ascoltatori. Sono pagine da sfogliare per scoprire veramente ricette interessanti e di grande gusto che abbiamo scelto proprio per così raccontarvi la tradizione udinese e friulana in generale, ma anche e soprattutto poi con un pizzico di innovazione come piace a noi di Radio Chef. Io do il benvenuto anche con noi in studio alla nostra nutrizionista Claudia Casarse, è sempre un piacere averti con noi, Claudia. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Maria. Anche perché con te oggi abbiamo un argomento veramente molto interessante per iniziare settembre al meglio, ripresa di abitudini, ma soprattutto un po', non vorrei dire controllo della fame, ma capire quando la fame è veramente fame vera. Esatto, e soprattutto il mantenimento delle buone abitudini. Ci vuoi dare una piccolissima anticipazione prima di tuffarci invece in qualche evento? Allora, cos'è? Vogliamo parlare di mindfulness, che così, ecco, ci anticipa un attimino l'argomento, perché dobbiamo proprio fare questo piccolo passaggio iniziale, questa tecnica che fu ideata proprio da un biologo proprio per combattere lo stress, una sorta di meditazione, e una meditazione che ci porta proprio al vivere consapevolmente il qui ed ora, il momento presente. Infatti risponde un po' alle domande: ho fame, dove sento la fame, cosa ho bisogno di mangiare in questo momento. Ci sono momenti e fame diverse. Senza giudicare appunto o senza proprio rifiutare il momento presente. Benissimo, tra poco andremo a scoprire di più e vi spiegheremo anche le tecniche, anche perché la nostra nutrizionista Claudia Casarso è stata ospite proprio di un incontro dedicato a questo, al mindful eating, queste tecniche un po' anche che possiamo scoprire dal punto di vista pratico, scusate, lo faremo tra pochissimo, ma intanto, come detto, sono tantissimi gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia, vi vogliamo dare qualche piccola anticipazione anche di quello che partirà dall'11 al 17 settembre a Trieste. Stiamo parlando della Trieste Cocktail Week che torna con questa seconda edizione, l'evento dedicato alla miscelazione e al bere di qualità che è stato presentato proprio a Trieste, che ci presentano qui sulle nostre frequenze, qui a Radio Chef, gli organizzatori Alberto Polo Iaz e Filippo Vidiz in questo servizio. Allora, Trieste Cocktail Week nasce proprio con l'idea di promuovere l'innovazione della mixology, la creatività, ma allo stesso tempo l'eccellenza del territorio. Infatti tra gli sponsor, oltre al main sponsor Nonino che ci supporta per il secondo anno consecutivo, abbiamo una sezione proprio dedicata agli sponsor del territorio, proprio per promuovere le eccellenze del nostro territorio. La Cocktail Week nasce con l'idea anche della promozione del bere responsabile e del bere di qualità, e rilanciare alcuni aspetti che in qualche modo contraddistinguono il bere a Trieste, quindi le bevande a base spritz, le sue varianti, e l'elemento caffè che rappresenta molto bene il nostro territorio. Assieme a Filippo si è creato un programma molto ben strutturato di masterclass e altri eventi che adesso lui vi illustrerà. Sì, diciamo che la seconda edizione vede un aumento della partecipazione dei locali di Trieste, sono ben 20 quest'anno i cocktail bar e ristoranti che hanno aderito all'iniziativa, e quindi diciamo che l'evento parte il lunedì 11 con un evento esclusivo grazie al main sponsor Nonnino, con cui abbiamo creato una particolare cena, quindi gli abbinamenti food e cocktail a base di Nonnino. Una cena molto particolare, esclusiva, nella magnifica location di Villa Bonomo, proprio anche per festeggiare la ricorrenza dei 50 anni del monovitigno Picolit. Poi la settimana è ricca di appuntamenti, masterclass, guest bartending nei 20 locali della città. Abbiamo ospiti e anche campioni a livello internazionale che verranno qui a fare degli speech. Poi il programma ha altri due main event, venerdì 15 col Margarita Day,
fatto in collaborazione col Consolato del Messico a Trieste, dove tutti i locali per tutta la giornata proporranno cocktail a base di tequila, quindi il Margarita, il Frozen Margarita, il Tommy's Margarita e il Paloma. Eventi, aperitivi e anche feste a tema messicano. E la settimana si chiude domenica 17 al Pier de Roof con il closing party dell'altro main sponsor dell'iniziativa, Dolomiti Ice, col quale abbiamo creato una competizione molto divertente e particolare, la Speed Round, quindi dove 8 dei 20 baristi, i migliori della città, si sfideranno a colpi di cocktail, preparando 5 cocktail classici nel miglior tempo possibile. Hanno 8 minuti di tempo per prepararli e quindi sarà una cosa molto divertente anche da vedere. Ci saranno le premiazioni finali e poi grande festa con DJ set dalle 20 in poi al Pier de Roof. Quindi vi aspettiamo per la settimana della Cocktail Week dall'11 al 17 settembre. Trovate tutte le informazioni sul sito triestecocktailweek.it o scansionando il QR code che poi trovate sui volantini che troverete nei vari locali della città. Una bellissima iniziativa tutta da vivere anche grazie a queste giornate, a questo programma così ricco. Ringrazio anche Promoturismo FVG per averci accompagnato a scoprire di più e vi ricordo che anche sul sito turismofvg.it trovate tutte le informazioni sugli eventi in Friuli Venezia Giulia e su delle bellissime passeggiate da vivere, perché questo mese di settembre, come dicevamo, tempo di nuovi inizi, di ripresa anche di nuove esperienze, e gli eventi in Friuli Venezia Giulia, oltre che delle bellissime passeggiate a contatto della natura, sono il modo perfetto per ricominciare. Parleremo ancora della Trieste Cocktail Week, vi porteremo anche in tour, quindi non mancate anche qui su Radio.0. Claudia, abbiamo parlato di questo evento che ci ricorda anche il bere responsabilmente, bere di qualità, e anche un po' come anche il mangiare di qualità, quando assaporiamo qualcosa, è anche questo che riguarda un po' il mindful eating, giusto? Assolutamente, io vorrei anche dire che l'evento anche di ieri sera, la prevenzione va in scena, l'ho condivisa con la dottoressa Paoletti, che è la psicoterapeuta, dalla quale comunque ho preso anch'io tutte queste belle notizie, questi aggiornamenti sul proprio mangiare consapevole. Mi ha fatto così anche proprio riflettere su alcuni punti, perché effettivamente dobbiamo essere bevitori, mangiatori consapevoli. Noi molte volte mangiamo mentre guardiamo la TV, mentre facciamo altro, e invece dovremmo proprio soffermarci proprio sul nostro momento, su quel momento, sul nostro piatto. In effetti un mangiatore consapevole, ma si può effettivamente associare anche al bevitore consapevole, è proprio una persona che proprio con attenzione e con calma, diciamo così, si sintonizza proprio attraverso i sensi proprio al cibo, o ad esempio anche al cocktail, come abbiamo appena ricordato, e deve proprio degustarlo, deve osservarlo, deve essere proprio così consapevole del contesto anche in cui lo beve. Ed ecco che ad esempio non è che dobbiamo fare tutto subito. Qui c'è una settimana di evento, anche la Kermesse Friuli Doc è suddivisa in più giorni, quindi facciamoci anche magari una tabellina di marcia, così non abusiamo magari del cibo, non abbiamo soprattutto quello che dopo esce la fame degli occhi, perché ieri sera abbiamo affrontato anche le diverse fami. Ci sono diverse tipologie di fame, e proprio anche con la mindful eating possiamo avere consapevolezza proprio dell'ascolto del nostro corpo. E molto spesso infatti quando magari così andiamo anche al ristorante, quello che è sempre quella fame degli occhi, no? Per cui magari ci viene, poi siamo magari sazi e però passa il carrello dei dolci ed ecco che arriva quel momento in cui noi non esitiamo comunque a implementare il nostro piatto. E allora è una fame che ad esempio noi possiamo soddisfare anche mangiando del cibo colorato, perché ci sono dei trucchi. Per ogni tipologia di fame noi possiamo adottare dei piccoli esercizi. Ecco che ieri sera con la dottoressa Paoletti infatti l'abbiamo affrontato insieme questo discorso. Soprattutto poi una cosa importante, un concetto anche importante
parte del mangiatore consapevole è quello proprio del non giudizio, no? Quando infatti anch'io qui in trasmissione varie volte dicevo no, non esiste lo sgarro, ci sono le eccezioni, non dobbiamo crearci dei sensi di colpa gratuiti. Anche questo fa parte della mindful eating e magari ecco quella fame anche con gli occhi. Ad esempio ieri sera citava un piccolo esercizio, l'invitarci a cena noi e quindi preparare la tavola magari una volta alla settimana come se fosse effettivamente una festa, anche se magari si tratta anche solo di uno spuntino, e quindi questa è un'abitudine che poi il nostro cervello incamera. Mi piace, molto interessante questo anche di scrutare un po' il tutto con gli occhi, anche perché come ricordavamo si mangia con i nostri 5 sensi, quindi ognuno deve avere un po' la sua parte e essere, insomma, prendere scena, prendere parte anche a questo processo che è il mangiare, come dicevamo, bere consapevolmente e capire un po' tutto quello che mangiavo. Dicevi anche che in queste giornate, ad esempio di Friuli Doc, come sarà la Trieste Cocktail Week, ma di tanti appuntamenti possiamo dividerci un po' quello che si può gustare. Questo è anche per farlo e ricordarci un po' di quello che facciamo. Esatto, perché proprio questo, molte volte siamo lì e cerchiamo di assaggiare tutto come se non ci fosse un domani. Ora, mindful eating dice vivere qui il presente, però viviamo il nostro piatto, magari anche il nostro bicchiere di vino, siamo consapevoli che ci sono delle linee guida, quindi anche nell'abuso alcolico stiamo attenti. Questo non vuol dire eliminare il vino, significa effettivamente goderci quell'attimo, anche quel giusto accoppiamento, quella ricerca anche del palato e del gusto. Certo. E poi attenzione appunto anche alla fame dello stomaco. Ne parliamo tra poco però, perché prima volevo farti una domanda, così scopriamo un altro esercizio tra pochissimo. Volevo chiederti, ma a volte la fame, dato che hai parlato di fame visiva, può prenderci anche perché abbiamo sete? Cioè, nel senso, possono queste due cose entrare in contemporanea? Diciamo di sì, alle volte magari il cervello può essere un po' ingannato, cioè ad esempio il centro proprio della sete. Alle volte magari noi andiamo magari in cerca magari di dolcetti, però magari siamo disidratati. E dovremmo un attimino così effettivamente affinare proprio l'ascolto del nostro organismo. In effetti la mindful eating è un esercizio continuo, essendo una meditazione deve essere comunque esercitata. Perciò insomma dobbiamo fare poi varie diverse tecniche. Parliamo di acqua e ci viene subito un po' sete, magari quindi vi lancio anche questo momento sorso d'acqua, perché mantenerci idratati, soprattutto anche magari con il cambio di stagione, ancora con le temperature che rimangono alte, ci aiuta anche a mantenerci energici. Quindi se avete bisogno di un po' di energia, ricordatevi sempre di bere un'acqua giusta come Acqua Dolomia, che ci accompagna con tutte le sue qualità. Alle mie spalle vedete un Igor da Milano con cui, parlando di acqua, adesso in trasmissione gli è venuta sete, è andato a prendersi una bella bottiglietta di Acqua Dolomia per ovviamente mantenerci anche noi che parliamo sicuramente, ma anche mentre si studia, mentre si lavora, mentre si è in ufficio, bisogna sempre ricordarsi di bere per ovviamente mantenere le nostre energie, giusto Claudia? Assolutamente giusto, e poi soprattutto adesso, fine estate, ricordiamoci della pelle, ricordiamoci degli occhi, che dopo il sole insomma c'è bisogno di idratazione, aiuta anche a mantenere la bronzatura più a lungo. E questo è un ottimo consiglio anche per questo inizio di settembre. Andateli a scoprire anche sul sito di Acqua Dolomia, perché partecipano a tantissimi eventi e vi portano a scoprire tante avventure. Come facciamo noi ancora qui a Radio Chef, perché è tempo di partire e di mettere in valigia anche un nuovo numero di Mein Sonntag. Vi porto a scoprire di più insieme a un ospite speciale. Ritorniamo quindi a parlare di eventi e di nuove iniziative. Siamo insieme agli amici di Mein Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia che ci accompagna in bellissimi viaggi nella regione Carinzia, rivista di Regional Medien Kärnten, l'agenzia editoriale nella bellissima Carinzia che pubblica anche tantissime riviste proprio per farci vivere le avventure in Carinzia al meglio. E con noi, come ogni settimana, siamo pronti a raccontarvi tutte le novità e curiosità insieme a Nicole Lazzari, qui con noi direttamente dalla Carinzia. Lei è consulente pubblicitaria presso Regional Medien Kärnten, si occupa del mercato italiano, sloveno e croato, ma oggi siamo pronti a presentarvi una bellissima chicca, tante novità con il nuovo numero di Mein Sonntag che esce proprio questo 10 settembre. E quindi bentornata Nicole, buongiorno, siamo pronti a fare questo viaggio insieme a te.
Ciao a tutti cari ascoltatori e ciao Maria. L'estate sta lentamente volgendo al termine, le giornate calde sono finite e l'autunno è un buon momento per esplorare la natura. Affrontiamo questo argomento proprio nel numero di settembre della nostra rivista Mein Sonntag, nella quale intraprendiamo nuovamente un viaggio alla scoperta della regione Alpe Adria. Siamo andati alla ricerca dei ponti tibetani più emozionanti della regione Alpe Adria e ne abbiamo trovati alcuni spettacolari, tra cui il ponte tibetano di Barcis, vicino a Pordenone, che si estende per 50 metri sopra la gola del Cellina. Anche chi sale sulla terrazza del Brivido, sospesa a 500 metri sopra il lago di Garda, avrà le vertigini, ma sarà ricompensato sicuramente con una fantastica vista panoramica sul lago più grande d'Italia, che abbiamo esplorato con un articolo sul Garda occidentale. Poi proponiamo anche un viaggio su un treno d'epoca, poiché qui ce ne sono diversi, come ad esempio i treni nostalgici della Valle Rosenthal della Carinzia. E naturalmente nella nostra rivista le delizie culinarie non vengono mai trascurate. Questa volta ci dedichiamo alla differenza tra parmigiano reggiano e grana padano, che molti in Austria non conoscono, e poi vorrei consigliarvi un festival culinario particolarmente interessante, ovvero le giornate della cucina dell'Alpe Adria, che si svolgerà a Klagenfurt dal 7 al 24 settembre. Un highlight speciale è il Genussmeile, ovvero il miglio del gusto, con il festival biologico nel centro storico della città, dal 14 al 16 settembre. Non perdete i nostri suggerimenti per ulteriori eventi, escursioni e notizie in Carinzia e nella regione dell'Alpe Adria sul nostro sito web www.main-sontag.at e Sontag sempre con 2N. Grazie a tutti di nuovo e buona giornata. Bellissime iniziative quelle che vi abbiamo raccontato oggi, un viaggio bellissimo come quello in cui ci portano ogni settimana gli amici di Mein Sonntag. Come sempre Nicole, è stato un piacere vederti anche sulle nostre pagine social e ascoltarti questa settimana. Non vediamo l'ora di partire per nuove avventure insieme a Mein Sonntag. Andateli a seguire perché hanno da raccontarvi dei percorsi e dei viaggi, oltre che tanto gusto, veramente super eccezionali. Ciao Nicole, alla prossima settimana. A presto. Anche perché a noi piace sempre andare in vari luoghi e poi scoprire quali sono i gusti speciali, come faremo proprio a partire da questo pomeriggio e per tutte queste prossime giornate a Friuli Doc. Ho già pronta anche una ricettina da raccontarvi, ma prima, dato che abbiamo parlato di fame visiva, volevo continuare su questa scia e scoprire la prossima fame che ci può catturare, così attaccare, oltre a questa che abbiamo imparato un po' a gestire, Claudia. Esatto, poi vista l'ora, ecco, parlavo della fame dello stomaco, che in effetti è quella che spesso si identifica come la vera fame, la pancia che brontola, però anche qui dipende poi, proprio a quest'ora poi magari no, brontola proprio per l'orario, magari se noi magari ci siamo abituati a mangiare a quell'ora o magari non la percepiamo più se ci abituiamo a saltare i pasti. Ed ecco che diventa invece importante un pochino così seguire e ascoltare le nostre anche sensazioni. Molte volte poi il buco dello stomaco si presenta anche per chi ha problemi magari di acidità di stomaco, di gastrite, ed è un falso senso di fame. O può essere anche l'ansia, no? Che ci fa, diciamo così, sentire quel vuoto nello stomaco. Perciò qui dobbiamo rispondere a questi segnali ed è sempre importante ascoltare le sensazioni proprio del nostro stomaco, saper proprio decifrare dei segnali. E un esercizio ad esempio potrebbe anche essere quello che quando magari abbiamo fame di provare proprio un attimo ad aspettare, ascoltare pazienza. E dire ok, è vera fame, magari effettivamente è un momento, anche un periodo di stress, quindi magari l'acidità dello stomaco me la fa sentire, ma non è vero, e quindi cerchiamo così di riempire poi gradatamente magari anche il piatto, percependo se lo stomaco mentre poi mangiamo è pieno oppure no. Sono piccoli esercizi, ecco perché ho detto è una tecnica che poi la mindful eating deve essere esercitata. Quindi mangiare anche più lentamente può aiutarci un po' in questo. Questo assolutamente, anche perché poi migliora comunque la digestione, lascia anche il tempo, diciamo così, al cibo di arrivare vero allo stomaco, ma poi in questa anche lentezza diciamo permette anche allo stomaco di mandare poi il segnale magari al cervello, al centro della sazietà.
Ottimo, molto importanti anche queste buone pratiche, Claudia, da portare in tavola. Continueremo ad approfondire l'argomento perché non erano solo queste le fami che ci possono attaccare, quindi avremo tempo anche di rispondere ad altre domande e andare a darvi buoni consigli, come avete fatto ieri sera proprio in questo appuntamento che ricordo è stato portato sul palco anche grazie all'Anvolt di Trieste. Esatto, sì, all'associazione Anvolt, infatti magari la prossima volta analizzeremo la fame del cuore. Ottimo, direi che è un ottimo modo di continuare. Io volevo chiudere anche la puntata di oggi andando a fare proprio un salto in Friuli nella festa enogastronomica più grande del Friuli che parte proprio questo pomeriggio a Udine con una ricetta dei nostri ascoltatori che è pubblicata sulla nostra nuova uscita, sulla nuova brochure. È un frico contaminazione nord-sud, veramente molto interessante, di Filomena Avoglio di Tavagnacco. È una contaminazione perché vi serviranno 2 patate circa 350 grammi, formaggio montasio, 10 peperoni cruschi di Senise, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Procederete a fare il solito frico come molti di voi conosceranno la ricetta, solo che dovrete inserire all'interno i nostri peperoni secchi che andranno poi puliti, bisognerà togliere il picciolo, eliminare i semi, insomma tutto un procedimento che vi lascio anche sul nostro sito radio.0.it oppure direttamente venendoci a chiedere questa nuova uscita, la brochure dedicata a Friuli Doc. È bello perché è proprio un libricino da tenere per conservare proprio le ricette e ricordarci anche quelle che ci sono piaciute di più per poi portarle avanti anche nella nostra tradizione, un po' il ricettario della nonna che noi abbiamo voluto riproporre in questa nuova versione innovativa. Ecco, poi nell'ultima pagina trovate anche la cartina di Friuli Doc che vi potrà guidare anche a Udine in questi giorni per scoprire tutti gli appuntamenti, e quindi noi vi diamo appuntamento da questo pomeriggio davanti al Contarena nel centro di Udine per condividere anche questa nuova avventura insieme a voi e insieme alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa, che ringrazio per essere stata con noi oggi. Ma grazie a voi veramente, buon Friuli Doc. Grazie Claudia, buon Friuli Doc a tutti, vi aspettiamo con le vostre ricette, non dimenticatele perché abbiamo tanti omaggi pronti per essere gustati insieme. Ciao a tutti e ci vediamo direttamente a Udine.